La giornata di oggi, come abbiamo potuto sentire dagli interventi, è stata una giornata particolarmente interessante. Abbiamo lavorato per presentare nella maniera più dinamica possibile quella che è la realtà della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di politiche giovanili, senza dimenticare che noi lavoriamo in un contesto italiano, ma addirittura direi europeo. La nostra regione ha fatto recentemente dei passi importanti sulle politiche giovanili, sul tema dei giovani, sulla valorizzazione dei talenti e soprattutto sulla necessaria come posso dire, valorizzazione dell'autonomia dei giovani. La legge del marzo dell'anno scorso ne è un esempio importantissimo ed è, diciamo, il nostro punto di partenza, un po' il nostro faro, quello che illumina l'attività che ogni giorno mettiamo in campo. Abbiamo detto più volte oggi durante il convegno che un tema straordinario è quello dello sviluppo dell'autonomia dei giovani e che quindi tutte le azioni che stiamo facendo devono convergere in questa direzione. Lo sviluppo, il passaggio nelle diverse fasi della vita, che è poi una costante dell'esperienza esistenziale che i giovani fanno a partire dai 15 o 18 anni fino ai 30, è diciamo, l'elemento che abbiamo sempre tenuto in considerazione massima nella definizione delle politiche da una parte e delle azioni dall'altra. Oggi è emerso un tema importantissimo che è quello della trasversalità, della multidisciplinarietà delle politiche giovanili. Non si può pensare di fare politiche giovanili rivolgendo l'attenzione soltanto ai temi della partecipazione, del sostegno, del supporto. Bisogna fare politiche giovanili in tutti i settori, quindi bisogna muoversi da un concetto di politica per i giovani ad una priorità giovani che deve veramente permeare tutti gli ambiti di attività pubblica, quindi a partire dalla casa, dal lavoro, dalla scuola, dall'educazione, dall'ambiente, insomma trovare un modo perché il concetto l'importanza dei giovani entri all'interno di tutte le nostre politiche. Questo è un tema che credo abbiamo condiviso tutti e che è soprattutto un tema sul quale il confronto con le altre regioni è stato molto, molto proficuo. Nel pomeriggio della giornata di oggi abbiamo ascoltato l'esperienza della Regione Toscana, con un'esperienza estremamente avanzata di interventi per e con i giovani, in un certo senso simmetrica rispetto alla nostra, perché la Regione Toscana è partita facendo un cospicuo intervento di azioni sui giovani, molto simile al nostro, e vuole approdare all'approvazione di una legge giovani e stiamo lavorando, abbiamo collaborato anche insieme sul loro testo, e dall'altra parte noi invece siamo partiti da una legge e stiamo procedendo ad attuarla, quindi mettendo in campo tutta una serie di interventi. Ci sono però delle similitudini straordinarie, non nei numeri ovviamente, ma nelle tematiche assolutamente sì, e questo ci conferma che le priorità, le strategie diciamo per il sostegno a uno sviluppo autonomo dei giovani sono effettivamente le stesse. Le due esperienze di Trento e della Valle d'Aosta sono esperienze di autonomia in cui appunto noi ci siamo confrontati con regioni autonome seppur molto diverse da noi. Con la Valle d'Aosta un discorso importante è stato condotto sul tema della montagna, dell'isolamento, la necessità del coordinamento, della messa in rete delle comunità. La loro esperienza ci aiuta a capire che spesso i giovani sono veicolo di integrazione e proprio di avvicinamento tra le varie comunità, cioè servono ad avvicinare, sono capaci di avvicinare più di quanto non lo siano altri tipi di politiche calate dall'alto. La provincia di Trento ci ha aiutato invece a scoprire un mondo diverso, perché loro hanno messo in piedi un sistema di piani d'azione particolarmente integrato, adatto ad un territorio come loro, che è un territorio estremamente parcellizzato dal punto di vista dei comuni, con comuni veramente molto piccoli, e quelli che si dicono i comuni polvere da 500 a 1000 abitanti. Ecco, per noi è comunque un punto di riferimento, perché anche noi abbiamo un territorio montano, un territorio a volte disgregato, che necessita di essere unito, e crediamo che i giovani possano essere assolutamente un elemento vivificante e anche di grande aggregazione. L'auspicio è che la giornata sia stata interessante, ma soprattutto insomma, che possa dare lo spunto per future riflessioni, perché gli appuntamenti che aspettano la Regione nei prossimi anni, direi 2013 soprattutto, sono appuntamenti importanti. Abbiamo davanti
diciamo, il compito di attuare una legge ambiziosa, una legge che vuole coprire, diciamo, le esigenze di un arco di vita straordinariamente variegato. Ecco, lavoreremo ovviamente in questa direzione, sappiamo che dobbiamo lavorare con i giovani e questo ci fa assolutamente piacere.